I nostri amici di Godega che qui hanno organizzato una bella tappa della campagna elettorale con la presenza di personaggi illustri, tra cui il nostro presidente della regione Veneto Luca Zaia, un applauso. Dopo arriverà il segretario della Lega Salvini. Siamo qui con la candidata sindaca Paola Guzzo, facciamogli un applauso. Allora, prima di iniziare gli interventi dei big e di Salvini, che arriverà mi pare fra qualche minuto, mi diceva tra un quarto d'ora, cedo la parola al segretario di sezione della Lega. Vieni qua, Lorenzo, a te la parola. Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Il tempo per fortuna è tutto clemente, il segretario sta per arrivare, perciò approfitto dal passaggio più do la parola a Zaia che dirà due parole lui. Facciamo un bel applauso alla Paola Guzzo e a tutti i candidati. Bravi! Eccoli qua. Fate un bel applauso, eccoli qua. E un saluto a tutti e grazie per essere qua oggi, cioè non è facile venire qua a sta ora, no? E un saluto anche a Tony D'Are che è qua, il nostro segretario nazionale. Ma guardate, più di qualche persona, anche giornalisti, oggi hanno chiesto: ma cosa fate? Vi alleate con Draghi? No, non è che penso che la coerenza ci imponga. La coerenza ci imponga di dire che noi siamo fedeli alle nostre idee, corriamo con Matteo Salvini. A me fa piacere, lo ringrazio, fra l'altro poi lo ringrazierò anche di persona, che sia qui perché era una prima in assoluto nazionale che il segretario della Lega, il segretario del primo partito del Nord, si fermi a Godega, no? Resterà nella storia. Però è anche l'occasione per ricordare che il segretario sta girando un sacco di comuni in giro per il Veneto. Sapete che si va a votare l'11, noi qui domenica 11 giugno, qui ovviamente sosteniamo Paola Guzzo con tutta la squadra. E devo dire, fra l'altro, che Paola è partita pian piano come una schiacciasassi, ma poi quando si è messa in moto distrugge i massi anche più grandi. Brava. E cittadini giustamente sono preoccupati, non è un momento facile, è un momento nel quale basta accendere la televisione a qualsiasi ora o aprire qualsiasi giornale e vediamo che ci sono solo notizie negative. Allora ci chiediamo per quale motivo ancora ci siano cittadini in giro, o meglio cittadini pochi disperati che poi magari rappresentano anche qualche partito, che sostengono ad esempio che territori come i nostri debbano ancora accogliere immigrati. Guardate, i nostri sindaci hanno una sola disposizione, che quando chiamano i prefetti per chiedere ospitalità per gli immigrati sbattere giù il telefono. Questo è quello che facciamo, no? Assolutamente sì. E lo facciamo, lo diciamo perché abbiamo coscienza che ogni anno arrivano in Italia 200.000 migranti, 8 su 10 non sono profughi. A noi viene chiesta ospitalità, 8 volte su 10 per persone che non scappano da morte e da fame. Li avete visti tutti, no? Arrivano in perfetta forma fisica, col telefonino, e qualcuno vorrebbe farci credere che questi scappano da morte e da fame. 8 su 10 vuol dire ovviamente che 160.000 persone ogni anno vengono qua e hanno meno diritti dei nostri veri profughi. Eccolo qua Salvini. Matteo! Un applauso. Un grande applauso a Salvini, eccolo qua, in carne ed ossa.
lascia solo il sindaco, che non è uscente, è il sindaco ancora fino a domenica. Il sindaco di Fontanelle, il candidato sindaco di Casale sul Sile, e sono scappati dai posti di lavoro, sono scappati dalle famiglie e sono qua tutti per te, io ti passerei la parola. Grazie mille, contento di essere nel paese di Luca. La buona amministrazione della Regione Veneto è un esempio che io porto ovunque vada in tutta Italia, dall'Umbria alle Marche, dalla Puglia al Piemonte, quindi quando mi chiedono i giornalisti ma che alleanze avete in testa, che modello di governo avete in testa, a me piacerebbe che tutta l'Italia fosse amministrata bene come è amministrata bene la Regione Veneto. Non c'è niente da inventare. Però l'in bocca al lupo più grande, i protagonisti veri che sono in questa piazza oggi non siamo né io né Luca, ma sono ragazzi e ragazze che fanno il mestiere più bello, più difficile e meno pagato del mondo, che è quello del sindaco, perché tutti quando c'è bisogno di qualcosa vanno dal sindaco, chiedono al sindaco, fermano il sindaco. Arriva il prefetto di turno che decide: ma mando 50 immigrati di là, 40 di là, 30 di su e 30 di giù. Un sindaco della Lega è garanzia che a Ferragosto, se il prefetto chiama, nessuno risponde, perché prima vengono i cittadini trevigiani e poi viene il resto del mondo. Su questo non c'è dubbio. Poi certo, quando torniamo al governo, perché tanto fra settembre e ottobre si vota e quindi ci sono da riconfermare buone amministrazioni, e poi se ci date una mano fra settembre e ottobre ci togliamo la grande soddisfazione di mandare a casa una volta per tutte Renzi, la Boschi, Alfano, la Boldrini. E vedremo una volta al governo, metteremo nel programma di governo, oltre che i temi della sicurezza, della legittima difesa, della riduzione delle tasse, eccetera eccetera, anche, come chiedeva Einaudi 70 anni fa, la cancellazione dei prefetti e pieni poteri ai sindaci, che potranno fare esattamente quello che i cittadini devono fare in un paese libero e federale. Questo è. Poi vi devo dire che grazie alla campagna elettorale ho perso 4 kg, quindi risparmio, non vado in palestra, non vado in bicicletta, non vado a correre, così quando vado in tele come stasera magari mi becco la Fornero o Librandi, non mi incazzo più di tanto, il colesterolo è sotto controllo, la pressione non esagera. Conto su di voi perché è un momento un po' particolare, lo vedete, oggi avete visto il telegiornale ieri sera. Ditemi se viviamo in un momento particolare dove la politica italiana parla di legge elettorale, ma è 2 mesi che stanno elucubrando e cambiando sta legge elettorale. La posizione della Lega è chiara dal 4 dicembre scorso, ribadisco, portino la legge elettorale che vogliono, non facciamo calcoli, interesse di partito, tanto se dobbiamo vincere vinciamo lo stesso, purché gli italiani possano votare il prima possibile, perché ogni giorno che passa chiudono 150 aziende in questo paese e sbarcano 1500 occupanti clandestini, e quindi prima li fermiamo meglio è, anche perché poi abbiamo dei giudici che sono dei fenomeni. Io pensavo di aver capito male, l'ho dovuto riascoltare 3 volte quando ho sentito la sentenza della prima sezione della Cassazione, che poverino è anzianotto, 86 anni, è un po' malato, è stato condannato a 20 ergastoli, si chiama Totò Riina, deve andare a casa a essere curato per morire dignitosamente. Può dignitosamente morire in galera, per quello che mi riguarda, come sono morti centinaia di persone che affrontano questa società. In bocca al lupo perché ce n'è bisogno. A Roma sono incredibili, stamattina ho incontrato una delegazione dell'ordine dei commercialisti che fanno la loro riunione annuale a Roma, e con loro parlavo del fatto che in Italia il PD pensa di fare le riforme cambiando il nome alle cose. Cioè hanno detto cambiamo e cancelliamo e chiudiamo Equitalia, e gli hanno cambiato il nome. Cancelliamo gli studi di settore, poi uno va a leggere, li chiamano indicatori di affidabilità, che nessuno ha capito che cosa voglia dire. Sostanzialmente la lezione è per chi ha una partita IVA, per chi fa impresa, chi ha un negozio, chi è artigiano. Hanno cambiato il nome ma vi vengono a rompere le palle esattamente come facevano ieri,
e se il cittadino paga con un giorno di ritardo la multa o la bolletta, dal 1° luglio lo Stato vi entra direttamente nel conto corrente. Mentre se lo Stato non paga il cittadino, non paga il fornitore, non dà il rimborso IVA, uno fa in tempo a crepare e a fallire. Al governo noi mettiamo al centro al cittadino, e se lo Stato aspetta di prendere i suoi soldi, per quel che mi riguarda è lui che deve aspettare, il cittadino che ha ragione e lo Stato che ha torto, perché io sono stufo che chi produce, soprattutto in terre come il Veneto e come la Lombardia, venga seppellito di carta, di ricorsi, di ispezioni, quando invece c'è l'abusivismo commerciale contro cui nessuno muove un dito, e il primo ladro in Italia purtroppo si chiama Stato italiano, il primo a non pagare è lo Stato, e quindi prima di rompere lo Stato dagli altri dovrebbe dare un buon esempio e pagare decentemente i suoi fornitori. Ci sono tante cose da fare, non la faccio lunga perché qua ci sono dei sindaci che domenica spero ricomincino a lavorare. Domenica sera si chiudono le 1 alle 23, è vero che ci sono grandi comuni, da Vespa si parlerà del voto di Genova, del voto di Padova, del voto di Laconi, del voto di Monza, di Lucca, di Piacenza, però Verona, sì, sono 1082, signor, possiamo andare avanti, però io ho scelto in questa campagna elettorale di andare poco nelle grandi città e di andare soprattutto nei comuni, nella provincia, nelle borgate, nelle campagne, perché dove c'è ancora un tessuto sociale sano, genuino, dove entri in paese e vedi il cartello dell'Avis con la raccolta sangue la domenica, dove vedi come si fa a dare una mano alla protezione civile. Io purtroppo non ce l'ho fatta a esserci di persona, mi ricordo ancora le immagini del 14 maggio scorso alla Dunata Nazionale degli Alpini a Treviso, e da qua la proposta della Lega già pronta in Parlamento di reintrodurre 6 mesi di servizio militare per i nostri ragazzi, per reinsegnare lo spirito di convivenza civile e la capacità di difendersi. Tocca a voi, quindi mi aspetto il messaggio, al di là del candidato di Genova e di Massimo Bitonci o di Sguarina, mi aspetto il messaggio di Godega. Facciamo un applauso a una categoria troppo spesso dimenticata, che sono i mariti e le mogli dei candidati sindaci, dei consiglieri, degli assessori, che stanno vivendo settimane di delirio. Portate pazienza che tanto se vincono poi sarà peggio, e quindi però l'importante è una cosa alla volta, quindi in bocca al lupo e grazie di cuore per quello che fate, perché pensare a una Lega che correva in questa maniera qualche tempo fa era complicato. Grazie ai leghisti che soprattutto in Veneto, in provincia di Treviso, hanno tenuto duro nei momenti difficili, e adesso ci togliamo delle grandi soddisfazioni, non solo vinciamo in paese ma andiamo a governare in Italia, e questo paese finalmente lo rilanciamo come si merita. Grazie, viva la Lega, viva Godega, e viva Luca Zaia, e poi e forza Milan. La foto?